300 tonnellate di granelli di sabbia dorata, talento e precisione di mani sapienti hanno plasmato il presepe di Lignano Sabbiadoro, realizzato senza collanti o altre sostanze chimiche, solo sabbia e acqua marina. Gli abili artisti sono stati impegnati quasi 2 mesi per modellare queste opere, un percorso diviso in 4 blocchi tematici: leggenda, ipotesi, storia e teologia. Al centro la Natività. La Madonna sta coccolando il bambino sulle ginocchia di San Giuseppe, e dall'altra parte invece ho pensato di fare la Natività la stessa in negativo. Il presepe, giunto alla 19ª edizione, è un omaggio ai mosaici teodoriani della Basilica Paleocristiana di Aquileia, un percorso sospeso tra storia e leggenda attraverso linguaggi artistici diversi, accomunati da 2 fili conduttori: il mare e i colori della luce. Parla della storia del nostro territorio, le origini del cristianesimo nell'Aquileiese, nell'Alto Adriatico, una storia che viene da lontano, da questo stesso mare che bagna questa spiaggia, che da più punti del Mediterraneo è arrivata fin qui, non un cristianesimo ma tanti cristianesimi differenti. Lo stupore dei visitatori davanti alle sculture di sabbia e la magia del Natale, anche per la scenografia virtuale del mare di Gona. Siamo venuti appositamente per vedere il Natale a Lignano. Da dove? Da Bassano del Grappa. Ti fa entrare di più, penso, nell'atmosfera natalizia. Il presepe di sabbia, organizzato dall'associazione Domeaghe e Savalon d'Aur, si potrà visitare fino al 5 febbraio.